Diciamo che già è in corso la vaccinazione presso l'ALSFO della Guardia di Finanza che si concluderà oggi e riguarda appunto sempre gli under 55. Si è già svolta quella della Polizia di Stato proprio nella scorsa settimana qui nei locali della Questura. I Vigili del Fuoco concluderanno appunto fra un paio di giorni le vaccinazioni in Questura. I carabinieri diciamo che in base alle loro condizioni operative stabiliranno i tempi delle loro vaccinazioni. In settimana l'ASFO provvederà anche a chiudere le vaccinazioni per quanto riguarda la polizia penitenziaria. Io penso che in settimana potremmo essere a buon punto, se non aver concluso, le vaccinazioni delle forze di polizia e del soccorso pubblico. Beh, operativamente vuol dire garantire continuità nel servizio. Un vigile del fuoco in salute soccorre meglio. Sembra un'affermazione egoistica, in realtà è una condizione importante. Se vogliamo che i cittadini possano essere soccorsi con efficacia, dobbiamo avere operatori altrettanto efficaci nella loro forma fisica. Per noi la vaccinazione costituisce questo ed è importante per garantire un servizio pubblico essenziale. Beh, siamo sicuramente a buon punto. La scorsa settimana abbiamo iniziato con la Polizia di Stato, oggi proseguiamo con i Vigili del Fuoco sotto l'intelligente coordinamento del Prefetto, di Sua Eccellenza il Prefetto. La collaborazione interistituzionale tra azienda sanitaria Friuli Occidentale e le diverse forze dell'ordine va avanti in piena collaborazione, e pensiamo che questo modello sia un modello vincente, nel senso che abbiamo messo insieme le risorse, alcune vaccinazioni verranno fatte negli spazi e con il personale degli uffici sanitari presenti all'interno, in questo caso della Questura. In altri casi invece attivamente l'azienda sanitaria Friuli Occidentale si recherà e si occuperà delle vaccinazioni. Questo è il caso della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Sì, si tratta oggi praticamente, abbiamo avviato anche la campagna di vaccinazione sempre nell'ambito delle forze dell'ordine, anche per appunto i colleghi dei Vigili del Fuoco. Devo ringraziare assolutamente l'ufficio sanitario della Questura di Pordenone diretto dalla dottoressa Chiarelli, le collaboratrici, perché stanno appunto interpretando quella funzione, anzi quella missione di presidi sanitari sul territorio in affiancamento praticamente alle ASL e anche tutti quegli altri luoghi dove appunto sono già partite le vaccinazioni. Questa proprio nell'ambito di perseguire quell'obiettivo, quella missione di vaccinarci. Siamo ormai in una fase di vaccinazione massiva, di massa, bisogna vaccinarsi il più velocemente possibile, quindi tutte le risorse, quindi in termini di risorse umane, qui ringrazio l'ufficio sanitario, di strutture logistiche, sono veramente contento e anche emozionato che oggi possiamo, con il signor Prefetto che per l'appunto ha fatto il coordinamento, la regia, il direttore sanitario, e ringrazio ancora anche a livello regionale l'assessore alla salute Riccardi, quindi siamo partiti e nel giro appunto di un paio di giorni vaccineremo, metteremo, come ha detto anche il vice comandante dei Vigili del Fuoco, i colleghi appunto, che quotidianamente la precondizione è quella, la salute nostra, dei nostri cari, perché possiamo servire al meglio le nostre comunità, le nostre collettività. Poi, ripeto, proseguiremo con anche gli over 55 e quindi ecco, sono veramente orgoglioso che possiamo partecipare con senso veramente di disponibilità e di altruità a poter vaccinare colleghi e quanti appunto in questo momento dovessero abbisognare.